Parte una nuova stagione direttamente, abbiamo cambiato anche lo studio, ancora mancano alcune cosette che stiamo sistemando, però le esigenze di palinsesto imponevano di partire, siamo dovuti come dire, imbarcarci in questa nuova avventura, sperando di trovare argomenti che suscitino l'attenzione della gente. Questo è il nostro obiettivo. Strada facendo poi andremo sempre più ad aggiungere altre piccole tessere per rendere un mosaico forte, quello che contraddistingue questa trasmissione. A dire il vero, gli ascolti ci hanno dato ragione, di questo vi ringraziamo, segno evidente che parlare di argomenti tosti e affrontarli in maniera diretta, come dire, aiutano a capire meglio quello che la realtà che ci circonda. Naturalmente ci sarà anche Filippo Veltri con me, adesso ancora è in ferie, quindi appena rientrerà, e beato lui, dice il rettore dell'Unical col quale iniziamo oggi questo appuntamento direttamente. Beato lui, chi può farsi le ferie, ma sta facendo qualche giorno di ferie. Ma ha cominciato dal primo... Il rettore ne ha fatto ferie, sì. Io 7 giorni. 7 giorni, bastano 7 giorni, 7-10 giorni. A proposito, visto per quanto riguarda per esempio le presenze in Calabria aumentate più 16%, io ho una mia teoria su questa cosa, insomma, poi ne parleremo perché sarà oggetto d'attenzione di una delle nostre trasmissioni. Intanto chiedo subito, c'è questa polemica in atto, togliamo i test, chi dice così va meglio, chi invece no, ma non c'è la selezione, dobbiamo mantenere così com'è lo standard di accesso all'università. Ho letto nei giorni scorsi un'intervista del rettore dell'università in Piemonte, non so se ha avuto modo di leggerla. A un certo punto diceva il rettore no, io non faccio test perché sennò quei ragazzi, quegli studenti che vengono bocciati, quindi che non superano i test, non bocciati, la parola brutta, bocciati, poi scelgono altre università e lasciano il Piemonte. Io invece voglio ancorarli qui, voglio tenerli qui. Altri invece, come stamattina per esempio su Repubblica, ve la faccio vedere, su Repubblica stamattina il rettore Cristina Messa della Bicocca di Milano dice no, fermatevi qui, dobbiamo mantenere i test perché dobbiamo selezionare solo i più bravi. La posizione di Crisci qual è? Io sono fondamentalmente contrario ai test, infatti la nostra università di fatto... Anche per medicina? In teoria anche per medicina, forse il problema è che noi non riusciamo a reggere il metodo francese, perché come al solito siamo in Italia e non in Francia. Il metodo francese è fatto così, che ammette tutti il primo anno, poi la selezione avviene durante il primo anno, chi non supera un certo numero di esami non si iscrive al secondo anno. Qual è il problema? Il problema è che in Italia non si può fare, non sarebbe ottimale, perché sono talmente tanto le domande di chi vuole andare a medicina che non abbiamo le aule per sostenere i corsi del primo anno, perché i corsi del primo anno sarebbero super affollati, quindi immagina 2, 3, 400 studenti a fisica per esempio, e dove c'hai le aule da 300-400 studenti a fisica per fare quello? Perché come al solito, come in molte altre cose, l'Italia anomala, si sono fissate che alcuni corsi di laurea danno più lavoro di altri, e fra questo medicina, e non è vero, non è più tanto vero. Non è più tanto vero perché le classifiche dell'occupabilità che vengono date in giro, medicina è al 64% dopo un anno, al contrario di ingegneria che è al 92%. A proposito di statistiche, alcune premiano l'Unical, altre la bocciano. No, però non la boccia nessuno. No, vabbè, che non è nei primissimi posti, insomma, vabbè, questo. No, alcune indagini che sono uscite nei giorni scorsi, come no? C'è. Quale indagine? Quella dell'anno scorso, del Sole 24 Ore. Ho capito, che la chiami? È il Sole 24 Ore, mica un giornale così, insomma, della parrocchia. Vabbè. Invece dovrei dire proprio un giornale di parrocchia, del centro-nord. No. E quindi quella secondo il rettore cos'era? Una legata ad altre logiche? Quella è Sole 24 Ore, questo l'ha giudicato tutti, infatti non viene mai considerata da nessuno. Quella, come dimostrai a suo tempo, è una chiara logica
le dà un'idea del Sole 24 Ore, altre le università buone sono le piccole e del nord. E lo si vedeva, bastava vedere la tabella del Sole 24 Ore. Nella prima tabella le prime 20 erano tutte del nord, nella seconda 20 erano le restanti del nord e qualcuno del centro. Vabbè, ma se funzionano, scusa, se funzionano le piccole del nord, funzionano, hanno tutti i servizi, sono sempre puntuali, sono sempre precisi, i laureati trovano subito lavoro. Non direte sia proprio così. No, non è così. I dati non dicono questo. Che dicono i dati? Cose diverse. I dati dicono che ci difendiamo brillantemente. Se vuole le do i nostri dati. Sì, sentiamo, diamo qualche dato. Allora, abbiamo parlato del Sole 24 Ore, che non lo considera nessuno. Bene, proprio oggi, è proprio, lo posso portare perché c'è proprio scritto, nel foglietto qui c'è scritto che non si può divulgare prima delle ore 15 del 5 settembre. Che ore sono? Sono le 15:10. Del 5 quindi lo posso divulgare. Questo è il rendering The Time, che insieme a quello di Shanghai sono i rendering più famosi del mondo. Eccolo qui. Come ci mette? C'è scritto palesemente. Siamo fra le 400 e le 500 in tutto il mondo, va bene? Fra le 18.000 e 20.000 università del mondo, ma soprattutto siamo al 15° posto fra le 39 maggiori università prese in considerazione, cioè sono 80 università italiane, loro le considerano le migliori 39 e noi siamo al 15° posto. Questo è uscito 5 minuti fa. Ma la fonte qual è? Questo è il Time Higher Education di Londra, che è uno dei due rendering più famosi. Se pigliamo il primo rendering più famoso... Lo faccio vedere un attimo questo qui intanto, perché questa è una buona notizia. Questo di 5 minuti fa, di 5 minuti fa, di 5 minuti, la facciamo vedere, eccola qui. E dove è possibile, no, quella è la camera, quella che ha studiato qual è? Quella, bene, vediamo quella, la camera che ha studiato, questo è, cerco di metterlo dritto. Questo qui è possibile recuperarlo da qualche parte? Sì, o no? sul sito, vai ad andare su Educational, The Time, Educational, The Time è scritto come giornale, The Times. Sì. Educational si trovano tutte le tabelle. Quindi è proprio una cosa fresca questa qui, è una primizia, è una news. 5 minuti fa. Di 5 Fino minuti a 5 minuti fa non potevamo dirlo. Quindi questo che significa? No, ma comunque c'è un altro... Poi, questo invece è il più famoso rendering del mondo, il famoso rendering di Shanghai, che come università ci ha messo fra le 7 e le 800 università del mondo. Però, come può vedere dalla tabella, qui, noi per matematica, food science, water research, siamo fra il 151esimo e il 200esimo posto nel mondo. Fra chemical engineering e mechanical engineering siamo fra il 200 e il 300 nel mondo. Nel settore fisica, meccanica, elettronica e computer science siamo fra i 300 e 400 nel mondo. Chimica siamo fra i 400 e 500 nel mondo. Questi sono dati dei due famosi ranking del mondo, non sono i Sole 24 Ore, Censis, eccetera. Questi sono... anche Repubblica fa le graduatorie. Ho capito, ho capito, perché quelli che lo fanno in Italia non sono bravi. Vanno bene, infatti Repubblica va bene perché noi ci mette prima ho capito, quelli che vanno bene funzionano, quelli che non vanno bene non funzionano. Però questi sono i ranking che usa il mondo per valutare. Sempre la Camera che ha studiato, quella che è più, questa volta, ecco, questo è il report che ci ha fornito il... ma basta andare sul sito che si trovano. Ripetiamo il sito così la gente... È il rendering Shanghai cosiddetto, la sigla esattamente è il... Vabbè, poi ve la do perché personalmente non ce l'ho qui. Però è famoso, basta mettere su internet il rendering di Shanghai che si trova subito, che è famoso così. Sì, allora... Com'è andata quest'anno, come dire, il bando com'è andato? Il bando è esattamente in linea con quello dell'anno scorso. C'è un po' di fuga degli studenti calabresi verso l'università del centro-nord? Assolutamente, no, almeno i nostri no. Anche se devo dire che da un'analisi poi sarà fatta molto più approfondita, cominciamo un po' a sentire l'effetto delle università telematiche, perché il piccolo calo di immatricolazione, di richieste, perché queste sono le richieste di immatricolazione che abbiamo avuto, sono di quei settori che sono appannaggio delle università telematiche, tipo scienze politiche, giurisprudenza, che sono, e quindi io credo che una piccola, però abbiamo retto molto bene,
Quali gli indirizzi che hanno letto di più? Beh, tutte le ingegnerie vanno alla grande ed è questo il problema che dobbiamo mettere. Ingegnerie, la chimica, addirittura la fisica, cioè, hanno letto moltissimo l'economia, hanno letto più che bene. Abbiamo qualche criticità che è quella che ci portiamo dietro da qualche anno, tipo per esempio proprio il settore mio, le scienze geologiche, che non riesce a decollare, non capisco perché. Ora, ma siamo sempre nei numeri degli altri anni, cioè non è che siamo peggiorati, l'altro anno era 29, quest'anno è 26, non è che... 26 iscritti. 26 è poco per la geologia, soprattutto in Calabria, vedremo di fare qualcosa. Ma quello che conto che... cioè che il popolo calabrese ha capito che ha a che fare con l'università, che soprattutto in molti settori, come ho visto prima, conta e conta molto. Costa un po', ma insomma. Cosa costa? Costa, la descrizione costa. Non è per le tasche di una mi sembra esattamente il contrario. Come quella calabrese, insomma. Vorrei scherzare. Dai. 15.000, chi ha 15.000 sedi, esattamente sono il 60% dei nostri studenti, ha tasse zero, come ho dato comunicato per la legge fatta l'anno scorso nella finanziaria, che metteva il limite a 13.000 ISEE. Noi l'abbiamo portato a 15.000, quindi basta sapere chi sta alla ricchezza del popolo calabrese, che non è eccessiva. Chi entra in questa fascia sono... No, diciamo che non c'è proprio. Non è eccessiva, non c'è proprio la ricchezza del popolo calabrese, non c'è proprio. Come sa perfettamente che non c'è, in questi 15.000 che è la soglia al limite, il buon senso fa capire che ci sono entrate un sacco di famiglie calabresi e quelle per legge non pagano tasse. Noi abbiamo addirittura aumentato da 13 a 15. Chi ha 15.000 euro di sé non paga tasse ed è il 60% dei nostri studenti, quindi io non direi che noi facciamo pagare molte tasse, poi il resto è mediamente basso, quindi uno dei motivi per cui iscriversi alla nostra università è che facciamo pagare poche tasse rispetto alla media delle nostre università. E che offre? Offre la qualità che abbiamo visto, offre alcuni dipartimenti che sono dipartimenti di super eccellenza, l'avete visto, e non lo diciamo noi come autoincensimento, lo dicono i dati internazionali, non neanche nazionali, anche quelli nazionali, perché per scendere sole 24 ore e poi quando uscirà il parametro lo vedremo a discutere. Ancora con questa storia, ma è un'indagine, quella è un'indagine fatta, sì, così come ha fatto il sito americano. Ma quando l'indagine mette come parametro, non il numero di studenti che hanno diritto alle borse, che a noi sono altissimi, che sono 3.700. A proposito di borse, poi voglio chiedere su questa questione delle borse di studio. Quando uno un parametro mette non il numero di borse che noi diamo agli studenti, ma mette il rapporto di numero di borse che l'università dà rispetto alla richiesta. Ma è chiaro che il nord, sapete, un parametro che favorisce tutte le università del nord, perché loro hanno poca richiesta, 1.000 studenti, sono ricchi, coprono tutte e 1.000 e il loro parametro è 100. Il nostro parametro ne diamo 3.600 borse e fate cose, anche l'anno scorso sono andato a Fasulla perché avevamo raggiunto il 56% e loro ci hanno segnato quello precedente, l'anno precedente era il 36%. Quanti sono gli studenti che studiano all'Unical che hanno diritto alla borsa di studio? Sono circa 5.000 qualcosa. Su una popolazione studentesca di? 28.000, sì. 28.000. 5.000, ma questi 5.000 studenti hanno percepito i soldini della borsa studenti, lì abbiamo fatto un grosso vantaggio perché quando sono arrivato solo il 36% di questi 5-6.000 prendevano la borsa, noi siamo arrivati al 64% e non abbiamo finito. Siamo in trattative con la regione per poter aumentare e col ministero per poter aumentare ulteriormente questa quota. Purtroppo gli studenti avendo diritto sono moltissimi. Può dirlo, dicono che è amico di Oliverio, può dirlo al governatore, no? Io sono amico di tutti quelli che danno la mano all'università, quindi non sono amico di Oliverio. Allora a questo punto deve essere anche amico di Occhiuto, no? L'altro giorno abbiamo fatto un comunicato insieme. Quindi... Questa del centro storico, ma ci sposterà qualche facoltà nel centro storico? No, intanto non spostiamo in facoltà perché le facoltà non esistono più. Infatti. Tanto.
Poi insomma non ha senso portare le sue didattica. Vogliamo vitalizzare il centro storico. Questa idea buttata per giorni io la credo estremamente valida. Se riusciamo a fare un collegamento veloce fra il centro storico e l'università, secondo me gli studenti come dormono all'università possono dormire dal centro storico. E allora lo valorizzano veramente, perché chi dorme in un ruolo ci vive anche la sera e gli studenti sono molto vivaci, sono molto attivi. Ma è diventata operativa questa idea o è rimasta ancora un'ipotesi? No, stiamo discutendo con chi deve operare, quindi discuteremo con la regione, con il comune. Perché ci vuole residenze, bisogna attrezzare. Stiamo discutendo anche con lo Stato, perché rientra nel discorso poi di sanare il centro storico. Quindi i soldini devono arrivare dallo Stato, insomma, se no come la fai? Beh certo, da qualche parte i soldini devono arrivare. Anche perché l'università batte sempre cassa. Sì, ma noi battiamo poca cassa, Anzi, questo è uno dei problemi seri. Che bilancio ha l'Università della Calabria? L'Università della Calabria l'anno scorso ha avuto un FFO di 94 milioni, considerando che gli stipendi, l'insieme degli stipendi fanno quasi 88 milioni, quindi noi ci resta dal finanziamento dello Stato, l'anno scorso ci sono rimasti 4-5 milioni, che se non ci fosse il contributo delle tasse degli studenti saremmo già... Quanto portano gli studenti nelle casse dell'università? Faccia conto, la tassazione media è 6.650 euro, 650 euro per 28.000, faccia un po' il conto. Non sono bravo in matematica. Vabbè, 6 per 3, 6 per 3, 18, fa un 18-19 milioni. E bastano questi soldini per li facciamo bastare, e questo è uno dei problemi fondamentali, stiamo litigando con il Ministero. Però se io dico che le università del Sud sono penalizzate, lei dice che ci lamentiamo sempre, quindi non lo dico. No, però il Ministro l'altro giorno, in una intervista che ho letto sul Corriere della Sera, diceva adesso hanno finito di lamentarsi l'Università del Sud perché avranno i soldini. Quando li avremo smetteremo di lamentarci. Ma la promessa c'è o no? La promessa c'è, ma non sono ancora arrivati. Dovrebbero essere nella prossima finanziaria, speriamo che ci sia. Senta, ma insomma, vuole solo sapere la differenza fondamentale, io l'ho detto tante volte ma lo ripeto una volta, sono numeri macroscopici, evidentissimi. Facciamo il conto. Io ho detto che dall'FFO a noi ci restano 5-6 milioni di margine, tolto gli stipendi che non possiamo toccare, perché come sa, gli stipendi sono controllati dallo Stato. 6 milioni di euro. Più le tasse che ci danno gli studenti, 650 euro, ho detto sono 20 milioni, fa 25-26 milioni, va bene? Allora, parliamo solo delle tasse degli studenti, senza lamentarci. Allora noi abbiamo una tassazione media di 650 euro, media, perché siamo una regione decisamente in difficoltà economica. E quindi, come ha dimostrato un bellissimo studio fatto dal professor Vesti, ogni università tassa i propri studenti in base al reddito regionale. Il nostro reddito regionale è basso, noi tassiamo bassi, 6,50. 6,50 per 28.000 fa 20 milioni circa. Padova, io ho fatto il conto su Padova, potrei farlo su Bologna, lo potrei fare su Milano. Lo sapete quando la tassazione media di uno studente di Padova? È 1.250. Per 28.000 studenti, quando fa? Lo dico io, fa 36 milioni. Quindi solo per le tasse, in più l'Università di Padova, per lo stesso numero di studenti, ma ripeto, è uguale a Milano, Bologna, Torino, piglia 16 milioni più di noi, solo sulle tasse. Lo Stato interviene per colmare questo palese vulnus, perché il Veneto è una regione ricca, la Calabria è una regione povera, e l'università noi tassiamo in un certo modo, loro tassano in un altro. Questa differenza di 16 milioni solo sulle tasse, lo Stato interviene, visto che una legge lo prevederebbe, non interviene. E quindi alla fine, solo sulle tasse, per lo stesso numero di studenti, in Italia c'è una differenza di entrata dell'università che fa spavento, perché voi sapete la differenza che fa 20 milioni rispetto a 16. Se io avessi a disposizione 16 milioni in più, quante altre cose in più farei? Dottorati, assegni di ricerca, tutoraggio, eccetera. Allora, siccome però questi dati sono dati così evidenti che quando poi lo facciamo vedere al governo cosa che abbiamo fatto, ecco perché la ministra ha detto quest'anno vi daremo in più così non vi lamentate, ma la nostra lamentela non nasce così, nasce da ho capito, perché poi, ma adesso la differenza
tra un'università e l'altra è sulla capacità che ha l'Ateneo di piazzare, un termine brutto, tra virgolette, gli studenti che si laureano presso quell'università. Quella è la cosa seria adesso. Ecco perché molte università del nord sono avvantaggiate da questo punto di vista. L'università, mi permetto di correggere, l'università in teoria non deve piazzare niente. No, offrire le opportunità, deve offrire le opportunità, se no questi giovani dove vanno? Sì, ma l'università deve offrire le opportunità. Ma scusa, non dico che fa lavoro, cioè ho usato un termine forse improprio, non che dà lavoro, ma crea le possibilità, le condizioni attraverso quando c'hai un ottimo ingegnere, poi hai creato le condizioni, poi l'ingegnere non è l'università che deve trovarti il lavoro, l'ingegnere di qualità, e questo lo dimostra, perché se l'ingegnere poi in altre regioni trova lavoro subito, vuol dire che è di qualità. Il nostro lavoro noi lo facciamo. Sì, ma poi se ne vanno tutti, se ne vanno... Tanto non è vero, se ne vanno tutti. Ma perché non è vero? Come non è vero? Ha dei dati diversi? Sì, ho capito. Però la domanda qual è? Allora, invertiamo il senso del discorso. Allora, il senso del discorso è all'inverso. Se non esistessero queste università al sud, va bene? Quanti calabresi avrebbero la possibilità di studiare? Questa è la domanda che ti devi fare. E quanti calabresi acquisirebbero una professionalità tale che o in Calabria o purtroppo in altra regione trovano lavoro? Questa domanda devi fare. E io faccio un'altra domanda. No, ma quanti di questi giovani che hanno avuto la possibilità di studiare all'Università della Calabria, io sono tra questi, poi finito il percorso universitario sono riusciti ad inserirsi nel mondo del lavoro calabrese? In quanti? Sì, ma non è, la domanda mi sembra mal posta, lo sa 100 all'università, lo deve porre a chi deve creare queste condizioni. Ma ho capito. L'università deve creare. E vabbè, che facciamo? Studio, finisco là, ciao, arrivederci l'università. No, l'università tanto non fa questo. Allora, che deve fare? Perfettamente, noi siamo fra le università dove il trasferimento tecnologico, gli spin-off, eccetera, sono quelli che a un numero più alti della media nazionale. Un tempo si puntava sui laboratori, sulle sperimentazioni e adesso si punta, ci sono i soldi per farlo? Ci sono i soldini per farlo? Lo stiamo facendo un attimo fa. Noi siamo fra le università che hanno il più alto numero di spin-off e di start-up che esistono. Cioè ci stiamo anche mettendo nella posizione di creare le condizioni per chi di creare aziende, con gli spin-off e con le start-up. Anche questo stiamo facendo. Cosa che in teoria non toccherebbe all'università, toccherebbe a qualcun altro, al mondo industriale, al mondo politico. A proposito, le giro una domanda che è arrivata adesso sul mio profilo Facebook, scritta da Pinucciualia, che dice: perché non trasforma la facoltà di scienze turistiche aprendola agli imprenditori del settore al posto degli studenti? Perché non organizza all'università corsi di accoglienza obbligatori per qualsiasi attività commerciale? È un'utopia? Lascio pensare per un minuto, mando la pubblicità, ci vediamo tra poco. Allora, torniamo in diretta. Rifaccio la domanda? Ci ha riflettuto? La domanda, sì. No, la facoltà di scienze, come è scritto qui? La facoltà di scienze turistiche, perché non si apre agli imprenditori, non crea anche come dire, un percorso per aiutare gli imprenditori alla gestione proprio del periodo turistico, dell'accoglienza, il modo di rappresentare questa terra? Non si può fare questo? Tutto si può fare. E allora? Ma questo in genere da noi viene fatta in quella che noi chiamiamo i master, cioè i corsi giustamente fatti tra gli operatori del settore, che viene fatta dopo il corso d'anno. Ora in questo momento non mi ricordo se nelle scienze turistiche abbiamo il master in scienze turistiche, perché ce abbiamo 36 e tutti non me li ricordo. Però se non si è fatto sarebbe una buona idea rifarlo. Però in genere questo è il percorso. Ormai abbiamo capito che nell'ambito dei corsi tradizionali universitari una grossa specializzazione di tipo pratico non riusciamo a darla, proprio non si riesce... però mi pare che questo sia un argomento serio. È stato creato apposta la struttura, siamo nei master, che sono master di primo e di secondo livello,
che si adoperano in questo. Noi appunto stiamo creando tutta una serie di master, ne abbiamo 36, come dicevi. Quindi agli imprenditori diciamo fate i master e imparerete a gestire il flusso di turisti. Ripeto, non mi ricordo se abbiamo il master già in turismo, ma il master è il mezzo, è lo strumento per rendere più pratico un percorso che in alcuni casi è un po' più teorico, e noi in quel caso, come avviene negli altri master, vengono utilizzati gli operatori del territorio. Ho capito, però io come dire, leggo in questa domanda una necessità, un'istanza forte, un'esigenza. Beh, l'università dovrebbe, no, contribuire a far crescere il territorio, e questa è la mission principale. Sì, l'università può avere tutte le mission che le pare, ma non può avere le mission che non competono all'università. Ora, come si gestisce un'azienda fa parte dei corsi che facciamo noi, ma il buon senso, altri tipi di comportamenti. Buon senso, ma oggi il turismo non è solo buon senso, ma il turismo oggi non è solo buon senso, il turismo è organizzazione, capacità, professionalità, strategia, non è solo buon senso. Ho capito, ma l'università non può dare quello del competitore. Ma gli strumenti però può fornire qualche strumento. Gli strumenti vengono dati perfettamente, però poi dopo c'è tutto quello che anche tutti gli organismi di settore devono fare. Per esempio, una cosa. Quindi o fai il master o non puoi. No, il master è uno strumento, non sto dicendo ho capito, ma lì ci vuole. Sto dicendo che non è questa la strada. La strada è che si faccia, come in molti altri settori di questa regione, si faccia il controllo territoriale. Perché esistono delle strutture, degli operatori che lavorano già benissimo, delle strutture e operazioni che lavorano malissimo. Allora gli organi preposti, perché non controllano e non intervengono dove si lavora bene? Ma se io amministratore dovessi chiedere il supporto e l'aiuto all'università, che dice? Datemi i soldini che non lo facciamo, questo è tradotto. L'università lo già fa in gran parte. Sì, ho capito, ma al master già parliamo di un altro livello, che significa di recuperare l'esistente, come no? Noi lo facciamo, infatti noi il corso in scienze turistiche c'è, sarebbe stato grave che l'università, se in Calabria non ci fosse stato il corso in scienze turistiche. Poi che il settore del turismo ha bisogno di altri incentivi, di altri correttivi, non si può pretendere che l'università interventa in campi che non sono suoi, assolutamente non sono suoi, sono campi economici, campi di controllo di qualità. Queste sono cose che sa bene, dipendono da tutti gli altri settori, perché noi possiamo anche insegnare come si fa la buona qualità, cosa che facciamo, ma se poi non c'è nessuno che controlla che la buona qualità venga perseguita, e non mi chiede che l'università si deve mettere a fare anche l'ispettore. No, ma non chiediamo, ma che l'ha detto questo? Nessuno dice questo, ma nessuno dice questo. Chi ha fatto la domanda si informi che il resto viene già fatto. No, ma tu dici, io sono un imprenditore, come me ce ne sono tanti altri, vogliamo migliorare l'offerta turistica di questa regione, abbiamo bisogno di strumenti culturali per migliorarla, allora che non può fare nulla. No, perché anzi. E che può fare? Deve iscriversi all'università, deve fare il corso all'università? Che cosa? Non è necessariamente questo il problema. Adesso per esempio nella proposta dei fondi PON è stato finalmente messo sempre nella visione d'insieme, è stato fatto nell'ambito del bene culturale, è stato messo beni culturali e turismo, quindi finalmente si è cominciato anche da parte del governo, e quindi l'università sarà impegnata in questo settore. Ma non crede, Rettore, che ormai... No, qui si è preso un'abitudine strana e sarà bene smetterla. L'università fa l'università, non può sostituire tutte le carenze. Ma l'università però non opera sulla Luna, non opera sulla Luna, scusi. Ho capito, ma in questo caso il signore che ha fatto la domanda non è coinvolto, ma altri sono coinvolti nei corsi, basta che si informa. Noi possiamo prendere tutti gli imprenditori perché uno non viene coinvolto, come succede in molti casi, si offende, fa la domanda. Ma non credo sia questo, però non credo sia questo il problema. No, non noi credo sia questo. Facciamo, voglio dire, utilizzando anche Noi abbiamo turismo, agricoltura, che sono i nostri polmoni vitali. Esatto. Io mi chiedo come mai, per esempio, l'Università della Calabria non abbia una facoltà di agraria, così. Non è vero. Non è vero? Allora,
qui è informato male. Ecco, allora me lo dica. E poi lo dico subito. Me lo dica, perché Intanto non lo so. abbiamo la facoltà, non esistono più la facoltà, le dicevo. Allora io sono rimasto indietro, purtroppo. No, io sono convinto, è stato fatto un delitto quello di togliere la facoltà. Per me rimane la facoltà, insomma, che ci posso fare? Esiste tutto il settore agrario che è gestito dall'Università di Reggio Calabria. Noi, siccome ci siamo accorti che esiste un segmento che riguarda soprattutto il nord della Calabria, che è il processo di trasformazione, quest'anno abbiamo creato il corso di laurea in ingegneria alimentare. Ma Guarda. ingegneria alimentare? Eccolo qui. Che è questa ingegneria alimentare? Ingegneria alimentare, ora non mi ricordo dov'è, ma insomma è qui, è ingegneria alimentare. Abbiamo avuto le prime domande, spero che l'anno prossimo cresca ancora di più, perché siamo accorti che è un segmento importante appunto proprio del territorio calabrese, soprattutto del nord della Calabria, che è la trasformazione, quindi tutti i processi di trasformazione, non aveva il supporto sufficiente. Abbiamo creato il corso di laurea, che andrà ad affiancare il corso di laurea in scienze agrarie che vengono fatte a Reggio. Quindi non è vero che non ci occupiamo nel territorio, non siamo attenti alle esigenze del Perché se no produci laureati che non trovano posti di lavoro, cioè voglio dire, che devono rimanere in Calabria, dobbiamo fare i conti con quelle che sono le esigenze di questa terra, di questa regione, dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo specializzarsi in questo, avere delle peculiarità come università che possano in qualche modo intercettare le istanze, capisci che cosa? Quello, ma bisogna anche, ripeto, il concetto di prima, non si può pretendere all'università di fare quello che nell'università non è chiamata. Ma forse perché c'è un vecchio ormai concetto di università, no? Andrebbe, ecco, da qui forse Qual è il vecchio concetto? No, dico forse da qui l'appetibilità delle università piccole, private. Insomma, la domanda dovrebbe fare un'altra. Quale? Andiamo a leggere me la segno. Andiamo a leggere questi dati. Allora andiamo a leggere solo alcuni dati. Informatica. Abbiamo 420% delle domande rispetto all'offerta che facciamo noi. Va bene? Poi ingegneria gestionale, 151% delle domande rispetto all'offerta che possiamo fare. Allora, ingegneria informatica, l'altra ingegneria, 278%, il che vuol dire che abbiamo 2 volte rispetto all'offerta che noi possiamo fare. Ne possiamo scegliere altre, sì, vediamo un po'. Un'altra qualsiasi... Sì, ma che cosa scienze dell'educazione. Che cosa mi sta dicendo? A noi ci devono dare la possibilità di poter raccogliere tutti quelli che fanno le domande. E siccome il numero chiuso è previsto per legge, ed è legato al numero di docenti che noi abbiamo a disposizione. Se la gente non ci dà i docenti in più, anzi ce li leva, come ho detto diverse volte, ma nessuno lo ascolta, che negli ultimi tempi il Sud ha trasferito ben 240 docenti da Sud a Nord con il meccanismo del turnover. Se noi continuiamo a non avere i docenti, datemi i docenti e noi questa gente qui la mettiamo tutta, è questo lo sforzo da fare. Cioè in alcuni settori chiave dove... Insomma ci vogliono sempre soldini, ci vogliono, sempre soldi. A proposito, i tanti precari che popolano i dipartimenti dell'Unical, quali spazi di agibilità hanno? Di che tipo? Precari, quelli che... Precari docenti o precari tecnici amministrativi? Docenti, parlo di docenti. Precari docenti siamo alle solite, non danno i posti e non possiamo assumerli, mi sembra evidente. Non è questione di piangere, è una questione di fatto tecnico. Esiste un programma che si chiama Proper, che tu quando devi assumere un ricercatore, un docente nuovo, devi andare sul Proper, chiedi di fare la domanda, se si accende la luce verde, vuol dire che tu non hai diritto e non te lo fa assumere. Hai capito qual è il problema? Noi diciamo da una vita che il sistema universitario italiano è sottoposto a... non capisco perché, ma è sottoposto a una violenza che è incomprensibile. Il sistema universitario italiano è sceso dell'11% negli ultimi 5 anni, mediamente, in tutti i finanziamenti, i posti, eccetera. In tutte le altre nazioni europee la Germania ha aumentato, la Francia ha aumentato, la Spagna che ha avuto una crisi uguale a noi non ha calato niente, noi abbiamo calato.
rinunciando al capitale umano. E poi si dice, perché non fate più corsi? Perché non fate più corsi? Ma come li fai? A chi ci manda in classe? Il bambino della terza elementare? Ci deve mandare i docenti. Ma se i docenti non te li danno o te li levano, come sta succedendo, cosa devi fare? Senta. Allora la domanda è a folle, la domanda è questa. Bisogna chiedere a chi di dovere, perché va in giro dicendo, e mi riferisco al ministro dell'economia, l'ho sentito con le mie orecchie, dire che il capitale migliore che l'Italia è il capitale umano. E poi diminuisce dell'11% il finanziamento al sistema dell'alta formazione. Mi spiega un po' che senso c'è? Vabbè, in Italia molte cose non hanno senso. Senta, è vera questa storia che c'è un tasso di abbandono all'Università della Calabria, quindi di studenti che non terminano il ciclo di studi, che è pari a un 30%? Parlano, devo dire, parlano. No, che è pari al 30%. Sì, certo. È pari alla media nazionale. La media nazionale è intorno al 30-35%. Al 24, 23. No, la media nazionale è superiore al 30%. E 30% noi siamo da anno più, anno meno, intorno alla media nazionale. Né di più né di meno. Dovuto secondo lei a che cosa? Se le è posta questa domanda certo, o no? È dovuto al fatto che noi abbiamo una scuola vecchia? Diciamo che ha bisogno di essere, quella veramente ha bisogno di essere rivista, perché di anno in anno ci arrivano studenti sempre di livello inferiore, più basso. E quindi questo crea anche un altro fattore che ci penalizza rispetto alle leggi nazionali, quello dei fuori corso. Perché siccome ci arrivano studenti meno preparati mediamente di altri, poi scivolano qualche come anno. le intasche, è chiaro che noi abbiamo una quantità di fuori corso mediamente più alta di Milano, Bologna, eccetera. E uno dei dati penalizzanti, guarda caso, che il governo usa è quello del numero dei fuori corso. Io ho fatto l'indagine, perché abbiamo un numero mediamente di fuori corso, non solo noi, è alto, di tutte le università del all'Unical è alto. No, uguale a tutte le università. L'Unical è altino. È esattamente uguale. Ci sono i dati, ora io non ho portato tutti i dati, ma sono i dati. I fuori corso dell'Università della Calabria sono mediamente in linea con quelli dei fuori corso delle università del sud. Perché abbiamo fuori corso? Per due motivi. Uno, perché il livello degli studenti in ingresso è decisamente, mediamente, perché poi esistono anche quelli bravi, più basso. Secondo, perché se la pigliano più comodo, in base al discorso che lei faceva prima. Cioè, il fatto che poi non trovano, pensano di non trovare subito lavoro, dicono allora non mi affretto a laurearmi, eccetera. Questi sono i due fattori per i quali i fuori corso sono un numero maggiore a sud rispetto al nord, ma è un dato storico e acclarato. Quello che è grave è che questo dato, invece di lavorare perché venga sanato dal Ministero, il Ministero lo usa per penalizzare le università del sud. Senta, c'è questa domanda che dice, ma voi pensate a valorizzare il centro storico di Cosenza, ma ci sono anche altri centri storici limitrofi all'università, perché non si pensa anche a questi? No, noi stiamo pensando a tutti. Infatti mi sembra di ricordare che già una laurea è stata già fatta al centro storico di Rende, per esempio, una laurea... Io me lo ricordo, un tempo si facevano e quindi le stiamo già facendo, quindi non abbiamo una chiusura a parte di nessuno. Edilizia, appartamenti in costruzione, in Contrada Rocchi, continua a rimanere un cantiere, quello si traduce... Contrada Rocchi, che non ci sono io ho soldi. trovato il Contrada Rocchi in quella situazione di semi finito. Purtroppo per finirli ovviamente ci vogliono le risorse. Le risorse forse finalmente stanno arrivando. Penso che siamo riusciti a ottenere 2,5 milioni dalla Regione Calabria. Con questo 2,5 milioni spero che andremo avanti, almeno apriremo 3/4 di Rocchi, ma finché non arrivano le risorse... Senta, magnifico, ma le frizioni tra fazioni opposte all'Ateneo sono cessate oppure c'è ancora questa fibrillazione? Ma sai, il mondo accademico è molto strano.
È difficile che ti cominci una guerra poi si fermi. Ma che contestano il rettore Crisci? E quello lo devo capire ancora, io mi devo far sapere, perché come ho detto prima, forse prima mi sono dimenticato di dare un ulteriore dato, perché poi i dati sono quelli che contano. Io a questi che mi hanno contestato, ho sempre contestato che intanto quando si dice l'università in crisi si danneggia l'università dove non è vero. E poi ho detto datemi i dati, io ora vi do un altro dato per dire la buona salute della nostra università. 3 mesi fa il Ministero ha indicato i migliori dipartimenti delle università italiane, 350 dipartimenti di università italiane. Come è andata a sud? Vi dico come è andata a sud. Napoli ha 16 dipartimenti, ne ha avuti 6 di eccellenza. Cosenza ha 14 dipartimenti e ne ha avuti 5 di eccellenza. Bari, che è un'università molto più grossa, ne ha avuti 3. La Basilicata purtroppo 0, Lecce 0, Messina 0, Palermo, che è una grande università 1, Catania 1. Allora quando mi si dice che noi l'università è in crisi eccetera, dov'è la crisi? Che insieme a Salerno siamo la migliore università del sud, questo è indiscusso. Sia i dati del ranking lo dicono, ma lo dicono anche questi altri dati. Noi abbiamo avuto 5 dipartimenti di eccellenza, che ripeto quali sono: farmacia, chimica, farmacia, la seconda è informatica di ingegneria, il DIMES, terzo chimica, quarta, questa è una bellissima notizia, economia e statistica, quinto, matematica e informatica. 5 dipartimenti di ha citato prima farmacia, ma il professor Andò continua a proporre il tema antico, quello legato alla facoltà di medicina. Con Andò stiamo lavorando molto perché finalmente di attivare, l'anno prossimo saranno attivati certamente 1 e addirittura 2 forse, corsi delle discipline parallele, che mi riferisco in assistente sanitario, ancora questa storia, sono passati 5 anni, ma sono passati 5 anni, ancora questa storia, dovevano andare a firmare, erano tutti pronti, scoperiti dove andare, poi non c'è andato, poi è andato quell'altro, poi non c'è, poi è arrivato, poi manca una firma, insomma non si può, e i nostri ragazzi che fanno devono andare fuori, perché Catanzaro non può prenderli tutti. Ognuno risponde ho capito. Io non ero rettore allora, da quando sono rettore sto lavorando e il risultato lo stiamo ottenendo. Perché poi i nostri giovani devono andare a studiare fuori. No, non è così, per questi anni è mancanza di informazioni. Sì, a Catanzaro più di quel numero non possono entrare. Ma perché mancanza di informazioni? Catanzaro sta facendo cose per quelli del nord, forse non vi siete resi conto. Su 220 posti che ha, il 60% sono tutti del centro-nord, perché un'altra cosa che forse non vi siete accorti, sa bene che vi arrabbiate su questo, invece questo non ve ne accorgete, vi accorgete di altre cose. Che hanno fatto una legge che dice che la medicina, le rotatorie sono nazionali, quindi sì. Catanzaro non sta lavorando per i calabresi, sta lavorando per i milanesi, forse non ve ne siete accorti. No, ce ne siamo accorti, abbiamo anche denunciato questo fatto, abbiamo denunciato nei nostri studi. Prima di dire altri posti di medicina al sud, non va. Diciamo, pretendiamo che i posti di medicina al sud vadano alla gente del sud. E allora sposa anche la tesi di Andò, che vuole la facoltà all'Unical. Ma che serve la facoltà? Che serve la facoltà all'Unical? Intanto perché a una facoltà di medicina ci vogliono anni di lavoro, anni, soldi, risorse, eccetera. Abbiamo un'ottima facoltà di medicina a 100 km, che a 220, partiamo da 240, 260, 280, ma facciamo in modo che 280 ci vadano i calabresi e non ci vadano i milanesi, i bolognesi, eccetera, che poi il secondo anno fanno arrabbiare il mio povero amico patrone perché poi si trasferiscono al nord. Questo è grave. Su questo bisogna lottare, io l'ho detto 1000 volte, il nostro nemico, numero uno, non sta in Calabria, il nostro nemico sta a Roma.
che fanno le leggi per penalizzare noi. Ve ne volete accorgere? Non ve ne volete accorgere? No, non ci lamentiamo. E lo stesso è il lavoro. L'università deve trovare il lavoro, l'università deve formare. No, non ho detto questo, io non ho detto questo, non ho detto l'università deve trovare il lavoro, deve creare le condizioni, incontrare le aziende, ma questo dico io, fare i forum, fare gli stage, questo dico io, questo, bisogna prevedere una cifra per consentire ai nostri ragazzi di andare a fare esperienze oltre i confini della regione, questo dico io deve fare. Noi lavoriamo su tutto questo, infatti noi facciamo anche i famosi incontri e stiamo avendo molto successo, stiamo facendo l'università, lo fa di più. Noi ogni settimana, praticamente, addirittura 2 volte a settimana, facciamo incontri mirati fra aziende e i nostri laureati. Mirati vuol dire che c'è il dibattito, c'è l'incontro faccia a faccia e siamo riusciti a trovare moltissimi lavori, però come al solito, non essendoci in Calabria aziende, che fine fanno questi giovani? Indovini un po'? È ovvio. Se la Calabria non riesce a lei prima aveva detto che non se ne vanno in molti dalla Calabria. Non ho detto se ne vanno in molti, ho detto, lei ha usato il termine tutti. 8.000 giovani calabresi vanno via ogni anno, mica uno, mica uno, perdiamo conoscenze, saperi. Sono rammaritato più di quello, perché come ho detto moltissime altre volte, questo in termini economici si chiama che noi perdiamo PIL, stiamo regalando il PIL agli altri, ma capito? Noi riusciamo a fare il massimo possibile, il nostro obiettivo è trovare un lavoro ai nostri laureati, se poi questo lavoro sono trovati mi viene un'idea, per esempio, perché non fate stipulate una convenzione con la Regione Calabria e magari mandate questi giovani laureati a fare degli stage negli uffici della Regione? Può essere un'occasione, un'opportunità, no? Non si può fare. Lo facciamo con la Regione, ma con altri facciamo stage. Ah, lo fate con la Regione? Ma anche un'altra regione, ora non so i numeri, ma anche una regione e facciamo stage, ma cosa serve? No, perché siccome tutti parlano dei giovani, ma poi alla fine nessuno può fare nulla. Gli stage fanno parte, addirittura ora c'è tutto, come sapete bene, la scuola lavoro, c'è fatto addirittura nelle scuole, viene fatto questa iniziativa da valutare finché, io dico l'importante è, il primo passo è creare giovani bravi e preparati, in modo che sono pronti a qualsiasi cosa dovesse nascere nel territorio calabrese. E in più stiamo lavorando perché i giovani calabresi, molti dei giovani calabresi non escono dalla Calabria perché riescono a fare azienda in Calabria, sono quelli che appunto dicevamo prima, spin-off e incubatori. Tanto che in questo modo qui siamo riusciti a creare quella che viene chiamata in modo molto pomposo la Silicon Valley, i tratti, la Silicon Valley della Calabria. Sì, sono un sacco di aziende piccole e medie e qualcuna anche grossa che assorbe molto di questo mercato. Quindi, più quando ho detto che non tutti i giovani vanno fuori, perché è vero che non tutti vanno fuori, purtroppo molti vanno fuori e questo è un rammarico. Però a livello di rammarico, prima, meno male che questi giovani andando fuori trovano il lavoro, perché questo è il primo stadio. Poi dobbiamo lavorare perché il futuro di questo lavoro lo ritrovano sempre di più in Calabria, dando la possibilità di tornare. E ci stiamo lavorando, solamente tutte le cose non si invertono in 24 ore. Ci vuole tempo e fatica. Ci stiamo mettendo tempo e fatica. Il dato fondamentale è, tanto per assumere, che la nostra università è a livello ottimo livello nazionale e internazionale, quindi i giovani che escono da noi sono, non dico in tutti i settori, ma in molti settori sono fortemente preparati. Vabbè, siamo in chiusura. Lei sostiene che con la costruzione della metropolitana leggera potrebbe, come dire, l'università potrebbe liberarsi dalla marea di auto che c'è ogni giorno? Io lo spero. Ma ne è convinto? Lo farò certamente, no, lo farò con Ma ne è convinto? No, ne sono convinto, fortemente convinto. Fortemente convinto. E conosco già gli strumenti per avvenire ciò. Il problema ne devo avere la metropolitana. Come sapete io ho fatto molto il tifo per la metropolitana, mi sono molto speso, facendomi anche qualche critica, insomma. Si è speso e ha ricevuto anche un bel po' di... No, mi sono giocato avanti qualche amico che avevo, che convinto, sono fortemente convinto che la metropolitana potrebbe cambiare molte cose
nel sistema cosentino-rendese. E uno di questi certamente diminuirebbe. Io faccio una valutazione almeno metà il traffico delle università di Cile ogni giorno. 30 minuti. Credo di aver pensato anche come fare. 30 minuti di percorrenza. Certo. Cioè, 30 minuti. Vabbè, qui sta anche nell'intelligenza di molti di quelli che guidano, perché io saprei come venire da Commenda. No, con la metropolitana ci vogliono 30 minuti per arrivare. Dal termine di là. Sì. Ma da Commenda e da cosa ci vogliono 10 minuti, 12 minuti, quindi non è. Il grosso del traffico ci viene da Rogers e da Commenda, quindi ci metterebbero 15-12 minuti. Non è che il traffico di oggi ci mette molto meno, intaccando il sistema nervoso. Senta, oggi che fa il rettore, può contare sugli stessi amici che aveva quando solo si occupava del suo campo e faceva il docente solo e unicamente pensando ai suoi studenti, alle ricerche, agli studi? Quei colleghi sono rimasti colleghi. Insomma, chi mi ha aiutato a essere eletto non lo è più. E questo di chi ha aiutato a essere eletto, che si è battuto? Dovete chiedere a loro perché hanno cambiato idea, perché prima andavo bene e poi non andavo più bene. È una valutazione che dovete chiedere a loro. Io ne sono rimasto stupito, perché il programma che mi hanno aiutato a portare avanti è sempre lo stesso, basta andarlo a leggere, è lì è sul sito. Io sto applicando per il programma, con enorme successo. Quindi io credo che l'ho successo, per esempio andare a livello internazionale, uno dei passaggi fondamentali era quello dell'internazionale. Ora forse riusciamo anche a sanare uno dei vulnus che abbiamo, quello del precariato non docente. Riusciamo a sistemare anche quello, quindi stiamo lavorando a 360 gradi. Poi perché alcuni condividevano questo programma qualche mese fa e a un certo punto hanno deciso di non condividerlo più, oppure mi hanno accusato di non seguirlo più, questo bisogna chiederlo a loro. Io non l'ho capito, cioè io l'ho capito perfettamente, ma non lo dici. Anche le persone, tutte le persone più intelligenti hanno capito perché. È inutile stare a ripetere. Allora lo chiediamo a loro. Chiede a loro. Grazie Rettore per essere stato con noi. Prego. Ci vediamo domani, sempre alla stessa ora, arrivederci. Domani parliamo di un altro argomento. Che cosa parlate? E domani parliamo di un'incompiuta, ce ne sono tante in Calabria, però ci è costata tanti soldini ma non è accaduto nulla. In Calabria c'è un lungo elenco. Quale? La diga dell'Esero va bene? Sì, vogliamo vedere tante, sì. Tu lo porre il problema, sì. Lo conosce? No, il problema è poco. Grazie, ci vediamo domani, arrivederci. Stammi bene.